Bene, facciamo adesso un resoconto, vediamo cosa è successo questa settimana, se ricordo bene, perché dovrei rivedere tutti i file. Allora, prima abbiamo trovato questo come si dice, il fatto che hanno spento, diciamo, i quartieri limitrofi, periferie, la corrente, le luci, no? Le luci pubbliche, chi da strada, banchine, cose, no? E l'intelligenza questa dell'amministrazione, no? Hanno tagliato, come si dice, hanno spento le periferie, che per me è un controsenso, cioè la periferia deve essere illuminata perché è quella pericolosa, mentre dovrebbero spegnere i centri storici, perché ci sono vetrine, macchine, persone, c'è confusione, no? Se devi risparmiare, che cazzo vai a tagliare le periferie che sono pericolose, che uno già si scanda con l'uscio? Ma non solo delle persone, noi a Gela abbiamo anche il problema dei cani veri di notte, randaggi, meticcioli, bastardi, di tutto. Va bene, e qua di nuovo c'è un signore che aspetta un minuto e dobbiamo aspettare perché tanto è un minuto. E niente, dicevo, hanno spento le periferie e poi per risparmiare, alla fine diciamo, anche se in modo anomalo e sbagliato e controverso, attenzione alle parole difficili che le so pure io, risparmiano sulle periferie, però poi se va scordano i fara do mercatino. Sarà almeno, come potete vedere, qui sono fari ultra tecnologici, sarà qualche 100.000 watt all'uno si fa. Manco Vasco Rossi ce l'ha do palco, si fa. E vabbè, sì, li avranno dimenticati, avranno dimenticato a spegnere l'interruttore. Che dire? E... Che dire? Noi possiamo solo sperare che non dimentichino di chiudere il gas. Questo potrebbe essere pericoloso, diciamo, non chiudere il gas, perché meno male la periferia al buio, uno stupro, una cosa, tanto in periferia non ci sono, no, non ci vanno, diciamo, i figli dei politici, le figlie, cose, in periferia ci sono i morti di fame, e cioè in periferia non c'è la gente civile, no? Quindi spegniamo le periferie, anche se stuprano qualcuno, tanto non è gente civile, quindi non è... E noi speriamo che non dimentichino di chiudere il gas. Ora poi, mentre venivo in piazza per fare un giro, sperando di incontrare, diciamo la verità, sperando di incontrare una femmina, che dico io, che magari sai col incontro, ciao Totò, mi dai un passaggio? Niente, comunque non l'ho incontrata, però per venire qua in piazza, diciamo, c'è questa qua, una signora, per questione di invalidità, con la madre anziana, purtroppo ha dovuto posseggiare proprio in mezzo alla strada, perché dove prende i medicinali c'è questa l'invalidità, diciamo, che permette anche di fermarti dove vuoi, perché figurati, c'è quello che è un minuto, può discorrere possibilmente dell'ultima schedina che non è andata buona, diciamo che ha perso la scommessa, per dire non ha vinto la partita, e scusa, aspettiamo un minuto per questa discussione e non possiamo aspettare mezz'ora per prendere i medicinali una signora, cioè, capito? E niente, abbiamo aspettato e poi purtroppo sono arrivati i vigili urbani, che sempre questi vigili urbani proprio che devono andare a cercare sempre il pelo nella piaga, capito? E niente, purtroppo hanno creato un disagio a questa signora che si doveva prendere i medicinali, che si era fermata al centro della strada perché era un suo diritto, perché ha un'invalidità, e non la signora che era posteggiata seduta dentro la macchina, era l'invalidità sicuramente. Le cose sono cambiate, è finita la pacchia. Lo volete capire? Sì o no? Si salverà qualcuno, ma pochissimi, che non è detto che si salvino, perché pare che stanno andando buone ora, però c'è sempre questo pare. E a mia, quando una cosa pare, un mo' convinci, capito? Quindi sembra che qualcuno abbia la volontà di cambiare, di diventare onesto,
diciamolo chiaro, qualcuno ha la voglia di diventare onesto, ma io sto notando che vengono impediti. C'è uno che, secondo me, ci sono consiglieri che vorrebbero diventare onesti, e però non ce la fanno perché hanno impedimenti. Cioè, è come dire cosa? Niente, è come dire che tu vuoi diventare onesto e disonesti non vogliono e non te lo permettono legalmente, perché ci sono queste cose, cioè non te lo permettono legalmente, e questo è il problema, cazzo. Il problema è questo, cazzo. Poi cos'altro è successo? Il 31, il gran veglione di Capodanno, siccome non ci sarà il big, sapete che ogni anno si mangiano i soldi, i big, no? I big, quelli non più famosi, cioè sono big a Gela, cioè tipo Cassaccio, Annoxa, Gigi D'Alessio, a questi non se li caga più nessuno, no? Allora che fa? Si propongono ai comuni, i comuni arretrati, proprio arretrati culturalmente, civilmente, socialmente arretrati, no? Perché? Cosa succede? Perché quando tu, quello arretrato, come per dire, dico un esempio, vira da Anna Oxa, minchia, Anna Ox, ma vira che fa cagare, vabbè, ma è Anna, cioè, a televisione, è famosa di qua, di là, capisci? E a chiazza s'allinghi, a gratis, e ogni anno si mangiano botte di 60.000, 80.000, ora invece quest'anno, che sono senza una lira, perché i soldi si mangiarono, hanno deciso una cover band specializzata nel settore di cover. I voglio dire così, cioè noi a Gela abbiamo decine di gruppi giovani che anche se non sono eccellenti, tu lasciati a fare suonare, tu comune, amministrazione, lasciati a fare suonare anche solo per farli studiare, cioè non te ne deve fottere che le persone ci piacciono, tu ti devi concentrare, devi spendere il soldo, lo devi redistribuire a Gela quando puoi e quando ci sono le risorse umane, perché ci saranno decine di cover, di band, di live band, anzi addirittura ci sono anche delle band che hanno pure cose inedite loro, cosa che non avrà quella cover band, che la voglio vedere chi è sta cover band, perché per esempio sul giornale c'è tutta l'ambaradan, c'è la notizia fine a se stessa, perché voi dovete sapere che quando i politici dicono una notizia, finita la notizia è finito tutto, cioè a loro basta la notizia, e la notizia è fine a se stessa. Cioè, quando voi vedete iniziative, sta partendo questo progetto, e di qua e di là, un finanziamento, e contributi, e di qua e di là, fine a se fanno, buon e più, basta, spartero chi du cappano a spartere, hanno dato la notizia, ed è finito. Ora, perché non hanno detto questa cover band? Ve lo spiego io perché. Perché se tu dici il nome di questa cover band specializzata nel settore, possibilmente io mi vado ad istruire su questa cover band e potrei contestare. Mentre se tu non lo dici il nome, non dai la possibilità a chi vorrebbe rompere i coglioni di istruirsi sul caso, e quindi non ti può dire ma guarda che questa cover band ce ne sono altre migliori, che poi per carità potrebbero essere anche, infatti io perché sto dicendo che loro non lo dicono, poi magari su bravi, per carità, su bravi, ma avrei gelese su bravi, ce ne sono molti. Allora che fa? Non dicono il nome di questa cover band perché era così, tu, ripeto, che magari ti viene in mente la pallida idea di rompere i coglioni, non lo puoi fare perché, oppure lo fai male perché non sai chi è questa cover band, cioè, capito? Auguri
Erma, cammina piano, ma questa cover band che bene Reo 31? No, non lo so, Totò, non lo so. Totò. Ma un sì tu? No. Va bene, ciao. Ah, Totò, fatto vedere c'è la cover band, Totò. Boh, leggevo su quel giornale, c'è una cover band, ciao. Totò. Che rendete conto, guarda. Che è specializzata nel settore di cover, specializzata. Cazzo, ma c'è. Sì, do giornale, vale, poi... Ma noi abbiamo bisogno di persone che fanno le cose. ma quello io sto Io l'ho capito, infatti gli ho detto sicuramente. Cioè, Io cazzo, io attivo un album, non è che un pezzo, cose. E non sono, guarda, non so. Io già ho montato il ma mio tu hai proposto qualche cosa? Non propongo niente per questa Ma persona. infatti no, io manco che so fare proposte. Forza lo perché Monaco, Forza devono lo Monaco, essere Forza loro. Grillo, ho votato schieramento vaffanculo tutti. No, non mi capisco. Sì, Io sono per le cose fatte giuste. non propongo più perché Ma cosa devi proporre, Dottor? Cosa devi proporre qua, Dottor? usano Cusemmo, va. Quindi non è che basta, ci siamo rotti i coglioni di proporci, non abbiamo più bisogno di proporci, ci proponiamo nel web, ce ne fottiamo, quando prima, su tutta casa. La cover di che? Ma appunto c'è su cover band, Di che? ma infatti, Ci sono tanti ragazzi che ne fanno musica, artisti Sì, locali sì, sì. veramente bravi. lo so, e cioè, purtroppo- mi voglio togliere dalla situazione. Ma sì. Però io già ho dato il mio contributo al mercatino natalizio, stasera ci saremo ancora, faremo un'altra esibizione con i miei ragazzi, ci divertiamo, diamo qualcosa anche alla nostra città, il nostro contributo sempre gratuito. sì, Sempre lo so, gratuito. lo so. Per amore della musica, per crescere, per far crescere anche a livello artistico la città. Ma un problema è questo, che fai crescere la città, cioè crei aggregazione, la tua, tu che Sì, tu una scuola crei di calcio, una aggregazione. scuola di calcio. I politici l'aggregazione la temono, perché se tu ti aggreghi è come dire se tu fai cantare i creature, Sì. li fai suonare già da lì. Che stasera è già Che quando questi bambini quando cresceranno saranno più svegli, no? Più svegli. E questi bambini saranno quelli che romperanno i coglioni ai politici del futuro. Quindi il motivo perché non creano aggregazione nemmeno con i bambini è questo, capito? Perché loro si devono preservare il culo, le loro generazioni, che secondo noi ancora continuano, invece non sanno che si fanno, no? Cioè, perché sono convinti che ancora, purtroppo sono convinti che ancora hanno i voti, hanno il pacchetto di voti, la gente gli dice sì ti voto, però non sanno che No, basta. ti sta a mannare perché ti manna a cacare un anno. Voti comprati probabilmente. Sì, ma addirittura anche voti comprati che non glieli danno. La cosa bellissima è quella. Riguardante la politica, a me interessa votare le persone che veramente hanno voglia di fare, Sì, non, sì, sì, ma sì. per la cittadinanza, per Gela, per tutto quello che. Senti, io mi sono proposto. Me c'è questa cosa? Sì. Bravo. Mi sono proposto, ci disse a Peppo Lomona, quei caruse, no? Siccome ci hanno cogliendo firme. E gli ho detto io, siccome dissi io, Santino 21, mi fa dice, come Totona fai l'offerta 5 euro? E ci disse no, io, cazzo se vuoi, vi posso fare la campagna elettorale sul palco a gratis e ci mettiamo d'accordo. E io tutto contento. Ma tu una mano vorresti adesso tu a suonare, a cantare, o paese? Sì, ma io ho degli impegni, però se ci No, possiamo tutto mettere quando d'accordo. sarà per la campagna elettorale. Esatto, sì. Cioè ci organizziamo. C'è la mia disponibilità. Tutti tagliati fuori. Sì, tagliati fuori. I tagliati fuori, ci organizziamo. No, va bene, dai, non ci sono problemi. Li mandiamo a casa questi. No, non ci sono problemi. Io per Esatto. me, io vivo per la musica. Io faccio un cabaret, tu fai la musica, non faccio cosa. i scotarrate. Canteremo qualcosa, dai. Va bene, ma penso che si può fare. Sì. Vabbè dai, a voi la linea in studio che anche perché si scarica la batteria così asciuttiamo e ne faremo. Ciao. Ciao hermano, ciao. Ciao Massimo. Da Genova. Ma si parenti Grillo? No. No. Non lo conoscerò.